Mentre l'attenzione del mondo è già proiettata sul conclave sulle porte della Cappella Sistina che si chiuderanno mercoledì, l'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis, diretto da Pietro Vento con Maria Sabrina Titone e Giuseppina Montalbano, ha coinvolto anche Venezia e il Veneto, due tra le piazze principali interpellate, per capire cosa lasciano i 12 anni di uno straordinario pontificato come quello di Papa Bergoglio, pastore indimenticabile che nelle sue visite a Nord-Est ha incontrato anche Venezia, Verona e Trieste nell'ultimo anno in ordine cronologico. Media Nord-Est può mostrarvi i risultati dell'indagine, commentati così per noi da Pietro Vento al telefono. Con una fiducia molto alta del 75%, Papa Francesco è stato negli ultimi 12 anni un riferimento fondamentale per l'opinione pubblica, che cresce all'83% tra i cattolici, ma raggiunge anche il 60% tra i non credenti o tra chi professa altre religioni. 2 su 3 sottolinea la costante attenzione del Papa per gli ultimi, per i più deboli. Quasi 6 su 10 ricordano di essere stati subito conquistati dalla spontaneità delle parole e dei gesti di Papa Francesco. La grande maggioranza dell'opinione pubblica ha apprezzato il percorso avviato da Bergoglio e il 53% degli italiani, la maggioranza assoluta, è convinto che le aperture della Chiesa volute da Papa Bergoglio siano irreversibili, proseguiranno con il prossimo pontefice.